Il Comitato regionale della Lega Calcio ha dunque disposto la sospensione di tutta l'attività dilettantistica giovanile regionale e provinciale, per cui ciò che ci attende è una domenica di assoluto riposo. Tutto ciò per garantire la massima serenità agli atleti, dirigenti, addetti ai lavori e tifosi in questo difficile momento, comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto del Consiglio dei Ministri. Sinora tutte le misure del nuovo decreto avranno efficacia sino al 3 aprile. Ma cosa succederà dopo? Si prenderanno ulteriori decisioni dopo lo svolgimento del Consiglio direttivo di Lega in programma lunedì prossimo 9 marzo, al termine del quale saranno stabilite le date per la ripresa delle attività e i recuperi delle gare non giocate. In poche parole si ipotizza di giocare il mercoledì, anche perché la Lega non intende concludere i vari campionati oltre la scadenza stabilita ad inizio stagione. Ma come si stanno comportando le squadre dell'intero panorama sportivo? Gli allenamenti devono essere svolti a porte chiuse e senza la presenza di pubblico. Per quanto riguarda l'Acragas, che di recente è transitata nelle mani del nuovo tecnico Gaetano Longo, l'intera rosa di giocatori continua ad allenarsi per cercare di trovare quella concentrazione e determinazione latenti in queste ultime settimane di campionato. Alla fine del torneo mancano 6 giornate, in palio ci sono 18 punti. La seconda posizione si trova a 3 punti sopra con il Canicattì, mentre la vetta è lontana ben 9. Salvo improbabile disfatte, la promozione è in mano al dattilo, per cui il nuovo obiettivo biancazzurro raggiungibile è la terza posizione, che permetterebbe nella prima fase di disputare i playoff in casa con la quarta classificata, una tra San Cataldese o Geraci. Queste invece le ultime avversarie che dovrà affrontare l'Acragas. Nell'ordine Sporting Vallone, Parmonval, Don Carlo Misilmeri, tutti all'Esteneto. Le tre gare esterne invece si giocheranno con il Cussi Palermo, il Geraci e il Dattilo.